C'entro anch'io, c'entro anch'io. Bentrovati amici, Centro Anch'io non poteva non fare tappa al Foro Romano e al Tempio Capitolino. Tutto iniziò con quella colonna bianca a sinistra, l'unica integra di quelle che sostenevano la facciata principale del Tempio Capitolino di Brixia Romana. Nel 1823 qui c'era solo una collinetta per il pascolo degli animali dalla quale spuntava il capitello bianco di quella colonna. Gli archeologi dell'epoca decisero di abbattere gli edifici circostanti e di scavare in questa zona, rinvenendo un po' alla volta i pezzi coi quali ricostruirono parte del Tempio Capitolino. Il tempio che possiamo vedere oggi è quello di epoca imperiale, costruito nel 73 d.C. per volontà dell'imperatore Vespasiano, il cui nome possiamo leggere sul fregio. Brixia infatti aveva aiutato notevolmente Vespasiano a sconfiggere il suo rivale, l'imperatore Vitellio, nella battaglia che si era svolta nella pianura padana tra Goito e Cremona. Al di sotto di questo tempio ce n'è uno più antico, di età repubblicana, nel quale venivano venerate 4 divinità. Oltre alla triade capitolina, Giove, Giunone e Minerva, c'era anche un dio celtico, Bergimo, protettore delle montagne. Berge vuol dire infatti montagna ed è contenuto anche nella parola Bergamo. Capita spesso di vedere passeggiare signori o signore col cappello, molto meno vedere gli stessi che prendono il medesimo cappello e lo lanciano in aria. Betanari al cappello. Un giovanotto, ci serve un giovanotto sveglio, ne conosci qualcuno? Ma sì, sono io, eccomi qua, Gabriele da Bovezzo, bassissima Valtrompia. Guarda Gabriele, simpaticissimo. Senti Gabriele, Betanari al cappello, ti è mai capitato? Tu il cappello lo tieni, lo porti? Adesso è tornato un po' di moda il cappello, Sì, no, non uso il cappello, ma se avessi un cappello e lo dovessi buttare in aria, direi Betanari al cappello, in uno stato di esultanza. Bravo, ti capitano gli stati di esultanza? Sì, è sempre un trionfo ogni giorno. Gabriele è una persona estremamente ottimista, bravo! Stiamo parlando di dialetto bresciano, tu te la cavi? Sì, abbastanza. Perché sei della nostra città, insomma. Esatto, sì, perché abito in provincia. Benissimo, senti, Betanari al cappello, che vuol dire Betanari al cappello? Butta in aria il cappello. Butta in aria il cappello. Che vuol dire? Cioè, quando si butta in aria il cappello? Quando si butta in aria il cappello, nel senso, fregatene. Chi lo sa? Ti capita? No, mai. Perché non hai il cappello o perché non te ne frega? Perché non me ne frego. Betanari al cappello. Tu possiedi un cappello, hai mai visto un signore buttarlo in aria? Lista di cappelli. Hai capito, abbiamo beccato. Tipi, guarda, e questa espressione qua la utilizziamo noi del settore così quando dobbiamo gioire, esultare per qualche avvenimento importante. Bravo Davide, quanti cappelli hai? Quanti pezzi? Ma guarda, 3 o 4. Una grande collezione. Un vanto proprio. Un vanto è il mio vanto. Sono piccole soddisfazioni della vita messo su questa collezione con la fatica di ogni giorno al lavoro e tutto, quindi Butta in aria il cappello. E che azione si fa? Quando si fa questa azione? Quando si fa festa. Le capita di buttare in aria il cappello? Sì. Senti Chiara, allora, Betanari al cappello, l'hai mai sentito questo? Sì, cioè più o meno. E quando lo diresti? Quando l'hai sentito? Che significa? Quando butti in aria il cappello, quando sei felice. Semaforo verde. Chiara, ma tu sei felice ogni tanto? Sì, In questo periodo? più o meno. Uomini, trattatemi bene Chiara, Credo che significhi tirare in aria il cappello. Quando lo si lancia in aria il cappello? Solitamente suppongo in momenti di esultanza, di felicità, di contentezza, di sfogo. Il giornalaio di Piazzale Arnaldo è preparatissimo, è pure simpatico. Buttare in aria il cappello, quando si butta in aria il cappello? Quando si è felici o a fine scuola, la matura. Betanari al cappello, la traduzione è molto semplice, gettare in aria il cappello, quindi esprimere con i gesti un momento particolarmente felice e fortunato. Speriamo che anche questi ultimi 5 minuti in vostra compagnia, se non proprio fortunati, siano stati almeno abbastanza sereni. Grazie per essere stati con noi, appuntamento alla prossima puntata. Ciao!